A Monte di Malo, in provincia di Vicenza, c'è una grotta che tutti conoscono, il Buso della Rana. Ufficialmente è una cavità naturale. Nel folklore locale non lo è mai stata davvero. Da secoli circola sempre la stessa idea. Quello non è un buco, è un passaggio. I racconti più vecchi parlano di animali caduti dentro e ritrovati vivi, in un altro luogo. Stessa giornata, ma non lo stesso tempo. Negli anni 60 alcuni speleologi notarono un'anomalia strana. Orologi che perdevano minuti diversi, bussole che smettevano di indicare il nord solo in certe sale. Uno di loro raccontò che, uscendo, riconosceva il sentiero, ma non ricordava di averlo mai percorso prima. La teoria più inquietante, ripetuta ancora oggi in paese, è questa. Il buso non inghiotte, sposta, non sempre nello spazio, a volte nel tempo. E per questo a Monte di Malo si dice una cosa sola. Se entri nel buso della rana, spera solo di tornare nello stesso giorno.